Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo di trappole in apertura. Queste sono le 5 trappole che devi assolutamente conoscere, non sono molto celebri, perciò ci sta che tu non le abbia mai viste, alcune di queste, perciò è bene che tu le sappia. Vediamo questa prima trappola che si chiama la trappola della canna da pesca, vediamo se la conoscevi. Siamo i neri, il bianco apre con E4, noi rispondiamo con E5, cavallo F3, cavallo C6, fin qui ci sembra tutto assolutamente normale. Alfiere B5, cavallo F6, difesa Berlino, arrocco corto, tutto tranquillo fino a qui, tutto veramente tranquillo. E adesso, amico mio, cavallo in G4. Questa è proprio un'esca, ovvio, non è come in tutte le trappole la mossa migliore magari che il nero può fare in questo caso, ma questa mossa invita tantissimo il bianco a spingere il pedone in H3 e dopo la spinta in H3 sai un po' che succede? H5. Ecco, qui il bianco non, ripeto, non deve catturare. Può sviluppare il cavallo, può spingere il pedone, può fare quello che vuole, ma non deve catturare. Se cattura perde la partita. Come? Cattura di cavallo, cattura, ora il pedone minaccia questo cavallo che deve spostarsi, per esempio cavallo in E1 o cavallo in H2, la fine è certa in entrambi i casi, supponiamo cavallo in E1, donna in H4, adesso c'è questa bella batteria di donna e torre che vanno per mattare, F3 cercando di creare una via di fuga, no? Dopo uno scacco di questo tipo il re potrà scappare, ma c'è questa bellissima mossa di G3 che mantiene salda questa posizione e adesso dopo qualsiasi mossa del bianco, per esempio cattura sul cavallo, c'è semplicemente il matto in H1 o in H2. Questa è veramente bellissima. Andiamo a vedere questa seconda trappola, si chiama la trappola di Budapest, che deriva un po' dal gambetto Budapest, che è D4, F6. Ora, questa trappola si può utilizzare solo se il vostro avversario come seconda mossa giocherà cavallo in D2. Molto rara come mossa, l'idea del bianco è quella di supportare la spinta del pedone in E4, ma ripeto, molto difficile che il vostro avversario giochi in questo modo. Tuttavia, E5, D per E5, cavallo G4, con l'idea di ritornare a prendersi questo pedone, scusami. Su H3, e siamo sempre lì, su H3 c'è una bellissima mossa, che è cavallo in E3, minacciando la donna che non può muoversi, quindi il bianco è costretto a catturare questo cavallo e donna in H4, scacco matto, l'ultima difesa è G3 ma crolla rapidamente, bam, scacco matto. Ti voglio far vedere una possibile continuazione, se anziché ora il bianco giocare H3 decide di giocare cavallo in G in F3, possibile, adesso alfiere in E7 e su H3 ancora si può giocare lo stesso scherzetto, tac, alfiere qui e niente, riusciamo comunque a giocarcela, tac. Se invece, ancora una volta, tac, insomma, prima o poi se il bianco giocherà questa spinta H3 è assolutamente deleteria. Andiamo avanti e analizziamo la nostra nuova trappola. Questa terza trappola si chiama la trappola di Mortimer, già il nome preavvisa che non ci sarà nulla di buono nell'area. Siamo ancora i neri, guardate quante risorse trappolose ci sono per i neri. 4 e 5, cavallo in F3, cavallo C6, alfiere B5, rientriamo sempre nella spagnola, cavallo F6, fin qui tutto ok, D3 e ora cavallo in E7. Il cavallo si rifugia lasciando indifeso questo pedone che può essere catturato dal cavallo. Guarda un po' cosa succede se il bianco decide di catturare questo cavallo. Questo lo potete giocare nelle lampo, ci cascano tutti, dicono: ah, guarda, ha lasciato sotto il pedone. Il vostro avversario cattura questo pedone, ma dopo C6 ha praticamente perso. C6, minacciando l'alfiere, liberando la diagonale per la donna. Questo alfiere si deve ritirare, per esempio decide di andare in A4
e ora c'è semplicemente donna in A5, scacco con minaccia tripla all'alfiere e al cavallo. Se per esempio su C6 il bianco decide di giocare cavallo C4 con l'idea di dire ok, tu mi catturi l'alfiere, io ti vengo a dare matto col cavallo in D6, abbiamo cavallo in G6 e adesso su alfiere in A4 semplicemente c'è B5 con attacco doppio. Grandioso, vero? Tenetevi molto forti ragazzi, perché stiamo per vedere una continuazione devastante sul From Gambit. Allora andiamo a vedere F4, apertura bird, un'apertura che io sia nelle partite veloci che lente voglio punire sempre con E5 e sacrificare 2 pedoni per andare in vantaggio poi di materiale. Ok, alla fine poi è 1 il pedone sacrificato, cavallo F3 giustamente per tenere le varie entrate su H4 e ora c'è questa interessantissima continuazione che è G5 con l'idea di spingere questo pedone e far andare via subito questo cavallo che è diciamo il controllore della casa H4 per la donna. Ora ci sono due possibilità: se il bianco gioca H3 per paura di questa avanzata di pedone semplicemente c'è subito il matto su G3 che è molto interessante. Se invece il bianco gioca sempre sbagliando E4 con l'idea non so di fare robe di questo tipo, G4 E5 cavallo per pedone per alfiere e adesso donna in H4 scacco. L'unica risorsa difensiva disponibile è G3, donna in E4 scacco, il re si nasconde dietro al pedone, donna in D4 scacco, il re cattura questo pedone e ora c'è la bellissima alfiere G4 scacco e alla prossima si perde la donna e anche questa trappola non perdona. Questa quinta e ultima trappola che vi voglio presentare si chiama la trappola dell'arca di Noè. Andiamo a vedere sempre col nero, sempre all'interno della Ruy Lopez. Guardate quante bellissime cose che ci sono. Cavallo in F3, cavallo in C6, alfiere in B5, A6, fin qui fa tutto parte della teoria. Alfiere in A4, D6, ci sta, fa tutto parte della teoria. D4, attenzione ragazzi, attenzione. B5, l'alfiere si ritira in B3. Adesso attenzione, pedone per E4, cavallo per D4, attenzione, cavallo per D4 e donna per D4, ok? Adesso il bianco ha un bellissimo vantaggio di sviluppo, ma guarda un po' cosa succede, C5, minacciando la donna che deve spostarsi, non solo si minaccia la donna, si minaccia anche la spinta in C4, bloccando l'alfiere. E su donna in D5, che è la mossa più probabile, con l'idea di andare a mattare su F7, ora tra l'altro si minaccia anche l'attacco sulla torre, motivo per cui bisogna giocare alfiere in E6, bloccando il punto in F7 e mettendo in comunicazione donna e torre. Ora la donna si deve spostare, deve andare da qualche parte, deve fare per esempio un bello scacco in C6, ritorniamo in D7 e su ora donna in C4, visto che ora donna e torre sono messe in comunicazione, possiamo tranquillamente spingere in C4 e ci siamo pappati un bellissimo alfiere. Probabilmente la partita continuerà così, con un vantaggio assolutamente decisivo per il nero. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto. Noi continuiamo presto a vedere la nostra miniserie sulle 10 partite di Carlsen Anand del 2013. Forza, avanti tutta, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!